Vieni Gaetano, vieni. Vicino, proprio vicino. Tutto in ordine e mettiamo a posto seguendo perché nata poco arrivano gli altri sistemi, raccomando, vediamoci da fare. Ma guarda, fatto come una bella pensata, ha fatto questo servizio che mi è piaciuto proprio. E poverino pure la faccia di qualche bella femmina, perché in questo paese ho fatto dei femmine, è una cosa che mi dà triste assai. Chissà, mi pare che tengono tutti quanti e va. E quando vengono una femmina a Napoli, ti fanno venire la voglia di fare una tuletta, perché sono tutte improfumate, sono tutte sciccate. Tu pensi che io mi già fatto pure un bagno di polizia per non spigolare? E che vedono tutti quanti le fornaggi, e queste che cos'è? La sala vostra, una papella, la sala vostra, che ne pensi? Innanzitutto io lo faccio per il buon nome del teatro, eppure per guadagnare qualche cosa di soldi in più. E poi io non so più un guaglioncino, sai quello che faccio? E si sa da qui, fatto sopra. E basta. Oh, piuttosto, Gaetano, io ci ho fatto una pensata. Dici. I camerini del sorbetto, metterò la tavola, dove sta pure la stanza mia che sono il direttore. E così mi posso guardare bene! Chi vedi l'altro artista? Mottala! Andiamo in mezzo. Esagerato, mottalo la tavola più lontano possibile da me e del sorbetto, mi raccomando, Gaetano. Ma tu, lo vedi, non mi Come ce la preoccupare. fa? Ma lo vedi, Andiamo. Questa è il teatro che diceva me. Questa è la sala, voi la vedete? No. Allora, Filippo, o è la mezza o sui 6. L'ho detto, o è la mezza o sui 6. Non ti spiego perché le agende che vengono l'orologio si sono scassate e poi stanno così. Quindi noi a mezzo sui 6, no? Allora dici, non tengo il oggi e facciamo più presto. Io ve lo porto che accompagnavo. Non piacere, va. Lo ripetiamo qui, sono un po' da chi no. Ehi, ma chi gli ha dato il permesso di entrare? Il teatro è ancora chiuso. Per favore, fate via, venite stasera e pagate il biglietto. Ma io non lo so. Gianetto, Oh! Mi si impedisce di entrare a teatro! Oh! Vile marcato! Uno mi ha salvato voi respiri. Oh! Mi si impedisce di andare a teatro! A Mammarato! Chi è? mamma mia, ma voi siete felici da vocchio? Sì. Oh mamma mia, accomodatevi, scusate. Dall'oscuramento non mi aveva conosciuto. Accomodatevi, io sono il proprietario del teatro, Baldassarre. Voi siete Baldassarre, io sono Melchiorre! Bene. Oh, facciamo la cantata dei bastoni. Sono proprio contento che avete accettato. ad avere lui come La si- cosa mi ha colpito qua, sapete? Quando è venuto il mio segretario a farmi firmare il contratto. Io non do poco ci veneva la Niente condolenza. meno. Mi sono proprio contento Sì, che state mi fa qua. piacere. Ma così stasera ci facciamo un sacchino, sa? State no! A occhio e croce sì, però noi vorremmo tentare uno spettacolo culturalmente un poco più elevato, con qualche cosa di importante. Siete voi. Ma voi ma siete dei rilassati. Io mai visto. Io faccio uno spettacolo. Io che la faccio tutta nera. Mamma mia. Guarda la solda che faccio fare. Un hotel! Giorgio, venite a Ma voi siete Peppino Sicchio! Usicci, nata voto, Peppino Sicca, Sicca! Mamma mia, scusate pure a voi dall'oscuramento, non mi aveva conosciuto, abbiate pazienza, io pure a voi faccio vista all'opera. E all'opera io faccio un cantante! No, insomma, già dice, ma faccio vista con Putriano. Ah. Eppure voi. Oggi fatto fare un sacco di Ma so. voi mi avete fatto già.
invece visto, in che la commedia, dopo facevo la parte non cornuta. La moglie vostra che voleva accire, ma poi la perdonata. Ma bene, una brutta malattia, è morita, la moglie vostra, rimane come un dramma bello, l'amore che fa morire. Ma chi si fa sempre su? Senti, voi secondo me all'ospedale per fare una visita? Urologica. Vabbè, insomma, qui questi sono i camerini nostri. A proposito, ma chi ci sta oltre noi? Ci stanno i cantanti. Poi ci Poi ci stanno i ballerini. Sempre che tutta ballerine, ho capito. E poi? E poi ci stanno due grandi vedette. Siamo noi. No, le vedrete. Ci capite, il primo libretto, com'è? Sono due femmine che io quando ho visto la prima volta a Napoli mi faccio trascinocchiato. Uno è più buono. Che esagerazione. Ma quando devono vedere una femmina che splendore! Non mi nasconde. Di voi forse ne potevo pure far meno, ma i loro no, perché loro sono troppo buoni. Oh, ma è un'ossessione! Ma allora, invece il figlio li invitava a cena a tutte e due e non facevate il qua, Che sono no? scemo. Io prima faccio un spettacolo, mi guadagno una cosa di soldi e dopo me la porto a cena. A tutte e due? Sì, perché io ancora già scegliere. Io tutte e due mi piace di più. A me mi piacciono assai, che lo so buono tutte e due. E poi c'è sta sorella, ma va bene, che mi dice sempre, e che mi già scusa, una caponica. No. Questo matrimonio deve essere di fora. E basta che la puzia formaggio. Così durante la cena mi metto di fronte a noi. E pazzo scegliere, a chi mi piace più, però io sono assai indeciso. Dove stanno i camerini? Facciamo Io ci parto una pensata, i camerini vostri, facciami solo ad Allah, che l'ho visto un vecchio invece, questa parte perché questa discriminazione razziale? Allah, c'è sta la stanza mia che sono il direttore. Chi sei proprio così sta tu, vicino a cioè, me, mi guarda bene. Madonna mia, ma poi faceteci E poi faccio accompagnare. Va bene! Gaetano! Vedi chi c'è? Ma mi chiama Maggia! Ma che voluta accheritata! E come che sta che sei stato per tu, non vuoi chi non vuoi gridare stampa. Che serate, quando è stasera. Mamma mia, è Pinocchio. Felicissima sera a tutte e due! Ci scusi, noi cercavamo il proprietario del teatro. Guarda, e non l'avete trovato! Il proprietario del teatro sono io, con disprezzo parlando. E se io sono il proprietario del teatro, voi siete le più bellissime e le più bravissime surbette che io abbia mai conosciuto. Oh, ma ci conoscete già? E chi è che non va a Sono proprio contento che avete accettato l'invito. Mamma mia, quante sono buone! Che mi molto! E il complimento è proprio un bellissimo teatro. Voi lo vedete adesso. Questo prima era una statua. Veramente. Ma io l'ho fatto così perché sapevo che dovevate venire voi. Oh, grazie. Ci ho dico, non ci ho dico. Ci ho dico, non ci ho dico. Ci ho dico, non ci ho dico. Ci ho dico. Sentite, io sono zitiello. No, non sono sposato, non sono vedovo, sono zitiello. Signorino, e come mai un bell'uomo come voi? Come mai? Perché a me non mi piace la puzza di formaggio. Ecco, a voi vi piace un formaggio? Gesù, e preferite
preferiamo pollo, coniglio, mozzarella. Mozzarella, salute. E vogliamo parlare del contratto? Come perché? Come perché? Un vostro incaricato ci ha detto che la paga è di 80 lire a sera. Anche di più, se vi fa piacere. Certamente, a noi non dispiace. No, assolutamente. E dipende tutto da voi. Ma di questo discorreggiamo dopo. Ci volete dare la scaletta? E perché che dovete fare? Vabbè, ma lo vediamo a Gaetano. Ma che cosa avete capito? La scaletta degli ospiti, insomma, stasera chi canta? Ci stanno degli altri artisti, ma poco importanti. Voi siete le stelle della serata, le persone più importanti. Voi dovete cantare, dovete ballare, dovete far divertire la gente. E dopo un spettacolo, s'acquattammo e decidimmo che la cavimmo fuori. Discorsiamo dopo. Ci dico, non ci dico. Senti, ma perché non vi spogliate? La forza in Ma volevo dire, perché non vi spogliate e rimettete gli abiti insieme? È davanti a voi? No, vi faccio vedere dove stanno i piedi. Il momento è sicuro, ma non è ancora il momento. Adesso vi chiami io, siete te, vi faccio accompagnare i miei bambini. Aida, no! Madro! Accompagna queste principesse, accompagna le regine. Regine, appresso a me. Mamma mia, e quando sono buone! E non so chi mangia tutte e due, una è bionda e l'altra è bruna. Perché? Baldassarre. Sempre un po' preservi sali, non è che cambiate. Ma mica mi solo vedendo fritte latine. Ma chi manda là? Ma che una volta di No, va bene, una cosa importante, la cosa importante invece è la giardiniceria. Ma io sapete che io ho visto. A chi? Che dove sono Mamma mia, e quando sono vabbè, a me... Ma io volessi sapere, da voi, voi che siete un artista, voi siete un uomo di mondo. Certo, Ma sì. voi a chi vi sceglieste? La bionda? O a bruna? Ah, per un'avventura galantea. No, sapete come io voglio vedere, non mi so decidere. Volessero consigliare a voi. Guardate, consigli non me lo posso dare perché ognuno ha i suoi gusti. Io personalmente ho potere per la bionda. La bionda? Eh sì, perché la bionda sembra fredda, invece c'è il ghiaccio bollente, la bionda è sempre... Ghiaccio bollente. Che è stato? Ma io non lo so, ma non lo so. Che è successo? Ma che avete preso le misure per darmi il camerino? Perché? E niente di meno, non mi posso alzare, sennò tossi la capo sotto il soffitto. Ma di problema, caro collega, caro collega. O signore Caruzza a chi scegliere, capito? Ma scegliere che cosa? Ditelo voi, ditelo Ma una voi. domanda pure a voi. Scusate, voi siete sposati? No. No, ecco prego, scusate, prego, Allora ditemi un po', voi a chi vi pigliaste? A bionda o a bruna? A chi Sì, va bene, scegliete? guardate, in questo momento io non sono in condizione di poter dare una risposta esaustiva, li vorrei prima vedere, interrogare e... Ma che sempre che volete fare interrogare? Ma che ti sto dicendo? Se voi fosse voi, a chi vi pigliaste? A bionda o a bruna? Ah, lo trovate. Ma che me ne fotta a me, se tu fossi, se chi là, chi là. E per esempio si ti pigliano conciate che stava adesso, un pasturello. È un simposio. A me mi pare una stronzata. A me io potrei per la bionda, dovendo fare un'avventura vedete, ma scusate, se proprio dobbiamo simposiare, io potrei per la bruna. No, collega, no. Per la bruna Bionda, è sangue no. mediterraneo, Guarda, tutte sangue le- caliente, No, sangue caldo, no. sangue e sangue, Mi insomma, è dispiace, sangue, guarda, ma sangue. tutti vedi sui giornali, tutti gli uomini che hanno le amanti sono tutte bionde. Ma quando perché la bionda è proprio mai? un peccato. Ma sono pittate, guardate, io prenderei un diadema di diamanti e lo darei alla Non esageriamo, un braccialetto. Andiamo, da piacere, Noi ci andiamo a preparare. Noi andiamo. Me le presento dopo. Va bene, Andiamo, io proprio vorrei, mi raccomando, deve essere uno spettacolo, avvisate il pubblico che ci sono degli artisti importanti. Non ci stanno iniziando sul petto.
Mamma mia, e io sono assai di... Che c'è, caro Baldassare? Sì, voi siete la bionda, e voi siete la bruna. Sì, ma che c'è? Vi vedo indecisa. Ecco, indeciso, è una parola esatta. Questo, quella, per me parisona? No, non lo so. Ma che ora sa come stasera? Hai ragione, questo è un altro poco se fa lograre dello spettacolo e voi non conoscete ancora i vostri Infatti dati. siamo proprio curiose di conoscerli. Allora ve li chiamo, mi chiamo il mio segretario. Gaetano! Fai venire gli artisti qua! Ve li mando subito! Allora, caro Bessi, allora, vai che ci è un segretario là, che da un Zambara là, ha detto che ci volete, che è successo? Vi volevo... E questi sarebbero gli ospiti illustri. Ma perché mi conoscete? No. Beh, allora vi presento il grande artista Felice Papocchio, Ah, beh, la grande stella delle varietà. Come vi chiamate? Carmen Babà. E io vedo sì che non papà, mamma mia, non devo. Farò, qui mi face un freddo là dentro, sei bucato un papero, Effettivamente, caro collega, non si respira. Infatti sto sudando! E che segni ancora? ci vai. Questo deve essere una grande serata, Sì, mi sì, raccomando. sì. Volete fare un grande spettacolo voi stasera. E dovrei quando state con Giovascino. Questa serata non ve la dimenticherete più, guardate, sicuro proprio. Ma sicuro, scusate, ma voi che siete artisti e mi vedete un pochino freddi, voi dovreste essere più uniti. ci dobbiamo un po', scappare, sì, ci dobbiamo dovete- scappare. Caro signore, insomma, a Baldassare, sì. Casi c'è sta un artista, Hanno sbagliato porta. gentile signora, ma cominciamo a sfrenare un po'. Vai che ti vengo dietro. Gentile signora, non so il suo nome, non so assolutamente. Carmen Babà. La Carmen Babà. Secco, non c'è solo rubaco. Non so di lei sicuramente non sa di me perché non frequenta teatri importanti, quindi non conosce il mio nome, ma di lei non so proprio. Senta, non la rispondo per le rime perché sono una signora, vabbè. sono pure chantosa, ma di lei non conosco nessun successo veramente? e nemmeno i teatri in cui avete battuto. Ah sì, e lei dov'è che va? Hanno fatto che la scufata tesoro! Ma non dare, ci Come sto divertendo? Agacca che fuori! Hai fatto la manfrina per venire a fare la Lo sciannone! dico io! Hai fatto la mappina per venire a fare il frigorífico qua Oh, sopra! frigoriferi, chiamano frigoriferi. E lui che faceva solo l'atto grande! Se capisce la roba è te che sta passando qua a caccinco il sciavone! Vergogna! Hai capito? E poi tornate là! Tu perciò abbiamo detto perché tutti i cuculazzini! E non ci passiamo la Buonasera signore e signori! E buonasera pubblico, buonasera! Pubblico, buonasera! Voi stasera vi aspettate certamente uno spettacolo di canzoni, di barzellette. No! Questa sera piangerete! Tutti dovete piangere, basta con questi spettacoli inutili, con delle cose inutili. Stasera vorremmo rappresentarvi un poco di quel teatro importante che ha fatto la gloria della nostra nazione. Maestro, buonasera. Lei non ci conosce naturalmente, non ha mai avuto a che fare, lei in scuola ho sentito.
prima la presentazione, non vedete, noi ci vogliono musiche sinfoniche, musiche classiche, di Beethoven la 326, la 327, la 327, La 238, la 238, dammi la 238 qua. Ora il mio esimio collega Peppino Sica, al quale pregherei il pubblico non di alzarsi in piedi, ma di accoglierlo con un'ovazione. Ovalizzate, prego. Batti del mare. Il mio collega si esibirà. Il mio e sta sempre, no? Finalmente sono entrato, quanta gente! il mio Bello, bello, scusa! Eh? Scusa, bello? A me? Bello! Lo gioiello, quando esce il gioiello? un gioiello. Sì, la figlia della... Controllo, sta più avanti, signore. Ah, lo gioiello, quando esce? Che cosa? Signore, cessate. A come cessate. Il mio esimio collega si esibirà nell'elogio della pazzia dal dramma I Folli di Gianco di uno. Maestro, un sottofondo che dia l'idea dell'elogio della pazzia, quindi quella cosa forte che spara, Faccio una cosa drammatica. I pazzi. L'elogio della pazzia. Vada collega, vada. Quella pazzia, una miseria, E che è questo? amico, ci fa mangiare un uomo. Mangia pure. Oggi il dottore mi ha detto, mio caro, voi state inguaiato. Venite qua. Toccate qua. E ora da capre una specie di valle che mi sta vuoto. E tu stai. Quando mi posso sta valle del il viso del folle. L'ho fatto per te. A capa palla, la vengo per te. Non mi mangio una serve una pizza, le scamorze una capi per luzzo. O pranzo una pazza, ma faccio per te. Ah, come mi pesa sta capane, Are, a capa mi peso, ah, come mi pesa sta capane, Are, a capa mi peso, ah. Non lo so. E come vuoi fare? Ma ci hanno alzato il volume del microfono. Maestro, adesso tocca a me. Maestro, facci tu stuzzo. Per piacere. Adesso io reciterò 12 pagine di un poema d'amore. Quindi mi date un sottofondo che dia l'amore, come il senso che lo sente, diciamo. Romantico, che sto innamorando, sento questa... la mia voce sembra che è stata cusciata io. Ma tu la vedete? Ho togliato lì, guarda ci vedi. È bene sta voce, ma se venite voi... Ma sono tutto l'operato della figlia mia, no? Ci crede poco. Scusate, qualcuno di voi ha portato fuori qui. Lasciate i ciuccia in tasta, via. Ti incontrai, ti guardai e mi innamorai di te. Mi guardasti, mi dicesti pure una papà che, ma dentro cuore tu ci tieni e lo sa,
che un barbiere manca è buona per tagliare. Se mi volesse bene, veramente, non mi facesse studiare, gente, non mi mettesse stare in casa, non mi mettesse a detta giacca, non mi scrivesse tutto che c'è, a dietro Martine, Cicci si messe, si rampà, te la bu, te la bu, te la bu, te la bu, se la ciccia che mangia, non te lo braccia, nemmeno parla, si rampà, te la bu, te la bu, te la bu, te la bu, se la ciccia che mangia, non te lo braccia, nemmeno parla, si rampà, te la bu, te la bu, te la bu, Ah, faccio pazzo, non fatta per me. si rampà, Ah, faccio pazzo. Maestro, scusate, una della violenza, cosa dovete fare, maestro? Mezzanotte. Già, va bene, ma è preso ancora, la giunta troppo preso. Già, ci va preso adesso, ci dico che si cusciati, Qua sono venuto tutti a vedere a te degli gioielli migliori. Che stanno combinando stasera? Mi stanno guardando. ci stiamo preparando. Mi state preparando più di Vanessa. Che è successo? Abbiate pazienza. Sì, ci stiamo preparando. Poi terminate lo spettacolo, lo sapete? Signore, stiamo andando avanti bene, non vi preoccupate, andate. Madonna mia! Buonasera, cara. Oh. Ma che squadra c'è che ci sta? Sì. Buonasera. Marchesina, il suo vestito furoreggia nella festa. T'aggiritte tanta volta non da mettere sta vesta. Sì, difatti, è questo nero, fa di sera un grosso effetto. Sì. Che lei soltanto tram, ma mi sono dispiaciuta. Complimenti, le assicuro che nel taglio è sorprendente. Non ti scassi niente mocca perché sta mandando la gente. È la parola, Sì. la parola sorprendente, è davvero lusinghiera. Ho visto sto medaglia di danno oggi. Concetta, un panzerino? Oh, grazie, ne faccio a meno. Non c'è che vede stappa. A scuola. Chi è Coccolino? Hai visto? Vieni cara, camminiamo, guarda che bella gente. Guarda, sono un cavaliere, Guarda, buonasera. Marchesina, questa sera ho visto stamattina al suo balcone con romanzi a colombrina che fa, con romanzi a sigarette che faceva la colombrina. A mia vista, anch'io l'ho visto, che passava circospetto. Ed era sul Montevigna, l'agenzia che si rinvecchia, vero o no? No, circospetto, lei si sbaglia. Io cercavo un magazzino e se non vignava niente come avevo un mutandino. Sì, lo so, il magazzino messo su con tanto lusso. Rinfaccio su morte fama, modo straccio, un bacio musso. Perché sa? Uno spumone? No, grazie, ne faccio a meno. Non c'è, lo chiamo in faccia. A scuola! Coccolino. Ma dai, ma guarda, ma siamo insieme, camminiamo un poco, balliamo, facciamoci vedere. Buonasera. Marchesina, questa
stasera io la vedo un po' turbata. Se mi fa incazzare mi metto con un'inetta alla pezzicata. Lei si sbaglia, è questo caldo che mi sposta enormemente. Che mi importa, gli faccio bacinata la costurenta. Per il caldo, Marchesina, vi è Firenze, vi è Pallanza, una pariglia e buffetture, 4 cavice in davanza. Con il caldo preferisco villeggiare a casa mia. Io sono una signora scurnacchiata, va con qua polizia. Marchesa, un marzerino! No, grazie, ne faccio a meno. Non c'è, volessimo fare pace. A scuola! E che tu volena? Non vorremmo dai amore. Amore, bufonotto! Tesoro, Sentite! tesoro, Amore! Qui, sporca, non c'è! Oh, lieve da Cammasella! Qui, io sono piccolina! La canzone si chiama lieve da Cammasella! E a voi, lieve da Cammasella! Lieve da Cammasella, La Cammasella giorno per no! lieve da Cammasella. La Cammasella giorno! Se non da buono guai, mamma su se me ne va da cap. Se non da buono guai, mamma su se me ne va da cap. Oh mamma mia! E caccia fa! Signor me la gelua! No! 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 Non valeva allora, sicura! Vabbè! Oh mamma mia! E come è finito questo pubblico? Me lo ne sono un poco piatta, però a te carrobbo! Oh! 1, 2 e 3! Oh! Sia benedetta mamma da quando ti marito. Sia benedetta mamma quando mi marito. Una bella. E lieve da una bella. Con una bella gnocco. È lieve da una bella. Ma con una bella gnocco. Se non da buono guai, mamma su se me ne va da cap. Se non da buono guai, mamma su se me ne va da cap. E chi le già non voleva mi fa la cammasella. Figurati mo che con una bella. Caccia fa, ma la gialua. Dai. E te mala gialua di Sicilia. E te fa che la e te mala gialua di Sicilia. E te fa che la Sia benedetta mamma da quando ti marito. sia benedetta mamma quando mi marito. Mo tocca, mo si sciacquammo l'occhio. Attendete la cosa. E leva la giacchettella. Oh, giacchettelle, nierno, nierno! E leva la giacchettella. Ah, giacchettelle, nierno, nierno! Si non t'amore, il mamma me ne va a cattare. Si non t'amore, il mamma me ne va a cattare. E sono bello pure io! E te me lascio la vada nella e fai quello che può. E te me lascio la vada nella e fai quello che può. Sia benedetta mamma quando mi marito. Sia benedetta mamma da quando ti marito. E leva da cammasella. Oh,
mammosella mia nonna no. E lei che mammosella? La mammosella mia nonna no. Si non t'avolo i mamma me la va a cantare. Si non t'avolo i mamma me la va a cantare. Non lo so, che spavani di uno lo fa. Ma perché, scusa, sei andato avanti così bene? E poi io tengo altri pensieri per la capo, ma ci metto a pensare Che pensiero te ne dà? Senti, che pensiero te ne dopo lì, mi ricordate il cervello? sì. Oggi deciso, io voglio seguire un consiglio vostro. Io voglio mettere a bionda che mi piace. A bionda che la vaga? Quando mi piace, che non è che bionda che liamo. Io avevo detto la Sì, bionda. ma io parlavo di bionda, che l'hai pittata, non mi piaceva, Ma voi avete detto? Sì, ma bionda ghiaccio, che le denti è sciolto, ghiaccio sciolto, Io sono contato con l'orecchio. ma poi che te le orecchie che, la picciola sei come gli capelli, perché non ce l'hanno, che diavolo, piacere, te la pigliate la bruta, forse aveva giù, sì, è meglio. Ma voi avete detto prima la bionda. No, è meglio a bruno, vediamo che non è vengo subito la cosa, poi, sentite a me, pigliala, mi piace, ma mi amo, Sono voluti questi artisti, guardate un po', prima mi dice una cosa, poi mi dice... Scusate, ma chi devo presentare? Mi sono perso. Vabbè, abbiate pazienza. Io tengo tanta pensiero per la capo, voi pensate chi deve pensare? Vabbè, oggi fatto una pensata. Buio, avete pensato? Con che sta faccia? Ci parlate pure con Don Dolce. Oggi deciso, mi voglio mettere a Bruno come diritto. Ah, bravo, a Bruno. A Bruno? No, la Bruno no. Poi diritto. Ma l'avete vista bene? Ma quando mai? Ma quale vulcano sta da parte, scusate. Ma voi avete detto il calore fu. Ma quale calore fu? Ma l'avete vista bene in faccia? Che tenne lui a palle di pesce? Ah, l'avete visto pure, no? Sì. No, ma con chi vi ha da mettere? Voi di prima delle tappe, quello mi dice Ma la bionda è bella! Ma insomma, vi volete decidere voi sì o no? A chi faccia pigliare Bruno a biondo, mi dice una cosa, ma poi non dice nada! Oh! Azzo! E basta, con sti femmine! Ah, siamo nel 2013! Cicciolo, caro, giucciolo, picce! Basta con queste femmine! Perché non proviamo con l'altro sesso? Spazio agli uomini! Quanta caiola, quanta uscetta, dinta stupica mia pare una festa. Canto cardillo, canta zanzella, sento una sinfonia fuori a finestra. E poi da faccio tu con sto occhio nero, arracco e sciuretto tenia con me. E rosa, cambiate e rosa, veramente fai un pizza a risa. Tu guarda e penso giorno che ti sposa, tu guarda e penso giorno che ti passa. Bella e cianciosa, col paradiso, o giorno che ti ronca mille vase. Vasa ziccosa, vasa candesa, poi scorna ti fa rossi amore trase. E poi mi dice roba nuova misa, e mascolina rassomiglia a te. Rosa, cambiate e rosa, ma veramente fai un pizza a risa. Tu guarda e penso giorno che ti sposa,
Amato mio, per piacere, tu non mi puoi chiedere certe cose, abbia pazienza. Ma io come ti posso fare cantare a cammino? Ma come? Io sono troppo ciccano. Ma che stanno cantando i cani? Poi ci posso cantare pure io. Perché ci hanno inguaiato uno spettacolo? Ma non ti preoccupare. Baldassare, sei pesante. sono pesante. Sei pesante, sei pesante. Fammi sentire che vuoi cantare avanti, Un grandissimo successo. qual è? Come si chiama? Purg de Maddalena. E chi ha scritto? La canzone. Adolfo Pisani e ciò. Icchi, Mondicchi e Pellicchi. Aiella, Aniella, Voiella, Oliva e Chiapparino. Tutto sta gente con la bocca. Quello è un capolavoro d'arte. O veramente fai? Sì, Ehi, spettacolo, già stai andando una chiave, mi raccomando. Baldassare, sei pesante. Che se basta, va Ah, buono. buone. Non presta prezzo, ma come sta qua? Eseguirò a generale richiesta Purg de Maddalena. A essa mi raccomando la melodia. Maddalena non si purga più ai 10 anni. E per questo te lo corpo imbarazzato. Quando la mamma lo ierice nella data, non ha tenuto manco cura, Gesù pigliato. Purga da Maddalena, Purga da Maddalena, signora sempre una pace, sente il corpo che scatasce, sai l'effetto che ti fa. Purga da Maddalena, Purga da Maddalena, signora sempre una pace, sente il corpo che scatasce, sai l'effetto che ti fa. Purga da Maddalena. Ma non stai male, ma stai male là. Già sto passando. Viaggia girato mondo, hai capito no? Cantane là. Mo, Bravo, Panni. Avanti, cantane là. un'altra. No. Siete contenti che canto un'altra canzone? Ehi, sei pesante, Baldassare. Che vuoi cantare? Fammi sentire, mannaggia, mi mettimi a se vuoi. E seguirò Pisci. E chi ha scritto? La canzone. Adolfo Pisani e ciò. Icchi, Mondicchi e Pellicchi. Aiella, Aniella, Voiella, Oliva e Chiapparino. Ah, pure, ma pure Vicci. Quello è un capolavoro d'arte. E facci sentire. Ha preso. Poi, a est, mi raccomando la melodia. No, perché questa è una canzone dedicata a tutti gli innamorati di questo mondo. Ovviamente, mi potevano essere i bambini di questa terra, qua giù che quando si vengono lasciati quelli là che stanno assieme, ecco, se ne vanno un po' a scoglio. Se ne vanno un po' a scoglio e piangono. Chiamami la melodia. Una lacrima lucente m'è caduta, fu un mare, batte gambe rassate, e non ci torna più, e non ci torna più, e non ci torna più. Ma chi mi va a pigliare sta lacrima d'amore? Chi mi va a pigliare? Chi mi va a pigliare? Chi mi va a pigliare? Pisciami! A campo scoglio portate a bello voi! Sta lacrima d'amore! Perché non sacci nuotare? Perché
non sacci nuotare, perché non sacci nuotare. Lasciami! Devo ammettere, capitano, Bravo, mi bravo, dispiace, bravo. volimmo fare un bello contratto, così cacciamo a chi Avevo mandato con me, chi ne manda tutto qua? Allora mi capito te, ma tu quando stai con me stai in mano all'aria? Posso cantare una canzone? No, a no, ci vediamo dopo, grazie. No, bastardo, hai capito io? La capite sbattuto pure in mano. Ma insomma, ma questo livello lo vogliamo alzare, no? Ah, come devo fare con voi, mamma mia. Vabbè, allora adesso passo, vi leggerò le prime 150 pagine della Divina Commedia, che l'ha scritta un certo Piazza Dante, via Dante, Corso Dante. Fate voi. Questo è serio, signore, non dovete ridere. Signore, non dovete ridere. È Dante. Conoscete Piazza Dante? Via Dante. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta. Cogni lingua, cazzo scriviste, devenne tremando muta, e lì. Mamma e papà, il giorno che io nacquo, ne portan fa, di scettro che bontà, io tengo un andamento originale, che bene o male, nessuno è uguale a me. Sommissa, mi pare, che spazio, dove c'è nel naso, a che non c'è sta che guarda. Sono nata troppo bella e caggiafa, sa lui che sei spazzata a verità, ricita verità, non sono una rarità, che mossa, tu sei che spazza, sua meglio le figlione, la gente quando passa piccoletta, guarda soltanto e solamente a me. La gente quando passa piccoletta, guarda soltanto e solamente a me. Senti, basta, capite? Basta. Ce ne dobbiamo andare immediatamente. Sì, e perché non te ne vai? Non sopporto che quel vecchio fedente rattoso ti ha messo gli occhi addosso. Ma io non lo saccio, quell'ibidinoso fedente, e io ti volevo comprare. Finalmente un Ma ammiratore. non dica che quello è un violento, devo mettere i diadema, ti vuole violentare. sono Ma lusingata. la musica, senti, per piacere, mi fa passare un guai, è meglio che ci diamo, guarda, è meglio che ce la diamo. Fai geloso. Non si tratta di geloso, ma non posso sopportare, guarda, io passo un guai, rimane in mattina su tutti i giornali, uscirà uomo trovato uomo decapitato, non si trova a capa, quindi per piacere, non mi fa passare un guai, andiamo insieme e finiamo tutto qua. Io voglio rimanere, tu se te ne vuoi andare, va. No, tu te ne vieni con me perché sei mia moglie e mi dato fatto vedere. Ah, sì, no, che fa? Da boffe macchie, da boffe macchie. Ehi, non l'ammazzare!
che vuoi? Non l'ammazzate! Sto dicendo andiamo in a casa per piacere, Ah, come vabbè. sta qua, andiamo. Ah, e allora ci veniamo. Eh sì, perché prima ha messo gli occhi su di lei. Ah. Ma non lo sa, sì, gli ho detto cambia, che non è buono che si dà. Mia moglie! Ce l'ha meglio, non ce la faccio più, baldassarra mi sta addosso, Oi, no, lo allora, so fatto Perché ti sta addosso? Ma che ne sa? Perché ha scelto la Bruni, io Ah. l'ho convinta che la bionda non era buona, capito? Ha scelto la bruna! Eh. Ha scelto la Eh, bruna! Dai. E allora qua c'è una cosa sola da fare. Bettina, ti ordino di tornare subito a casa. Martino, non ha Davide buono, Kate! No, dicevo sì. No, Kate ti ordino, tu No, ordini a me, tu! No, dicevo... Ma che sì? No, ma perché dicevo che... Ma che dici? Ha già buscato da voi! Non me la vai a Basta mo. Finiamo la serata, perché sennò che si non ci va. Voi, castate! Finiamo Ma lo la serata sapete e che poi questa dopo ce ne andiamo. Andate di scena, Poi bella, ma non vai! Ma capelli, no, quando vai? No, ma ha detto a me, scena, togliere, dai, non mi fa perdere... Ma che avete capito? Tocca a me. Congettina, ti ho portato le pastarelle. Ah, ma io non posso più accettare le pastarelle. Oh, e perché non può comprate? Ma perché io adesso appartengo ad un altro rango, non lo sapevi? Ma chi sei un orangotango? Non so più concetta, ma son Lili Canci. Chanto prediletta, a vito voglieri. Quanto vari buttaia e chi vo può contare. Argento, mamanaia, mazzetti in quantità. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, son nato con timore, metà coppa chi voglio. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, son nato con timore, metà coppa chi voglio. Hey, caro bebè, che guarda fa, e quando me cante mi sente di scriva. Signori, scusate, ma voi siete napoletana? Napolitana? Ma io non capisco una sola parola di napolitana. Ah, e di dove siete? Sono francese e vengo da Parigi, ma sono anche bambesa Valaggiani. Sono francese e vengo da Parigi, ma sono anche bambesa Valaggiani. Ma comincia sa vita, ma non l'ho grugliata, io vengo innamorata, con me non c'è che fa. Ma comincia sa vita, ma non l'ho grugliata, io vengo innamorata, con me non c'è che fa. La mia prima fidanzata era troppo intossicosa e mi abbandonò. La seconda non mi piaceva eppure mi abbandonò. Ma la terza, e tante cazze fatte, e tante cazze ritte, me la sono sposata. Chi lo turze mio marito non si va più sopportare, la già posero vestita, ma già mettono a cantare, tutto insieme sto aspettando una scrittura per firmare. Non appena amaranna, da che fuori te buttare. Oh, scendo come c'entro i corni di la busciò. Oh, 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 oh.
più ti vedrò. Oh, perderai il triangusciò. Che schifezza di spettacolo è questo! Basta! Basta, me ne dovete andare! Io non vi pago! Non vi do! Ma quale tentativo come da là? E nemmeno se me lo chiedo io. Mi ricordo una cosa, non lo so se funziona, ma chi lo sa? È acceso, non lo so come sa. È acceso? Funziona? No, ma voi mi sentite? Ma che ce ne può, che se no... Aiutiamoci voi per piacere, perché se no qua la serata finisce ammazzata. Ho bisogno della collaborazione di qualcuno che ci venga a dare una mano. Voi avete dormito, signore? Ci volete dare una mano? Venite a non si paga niente. Dice il dono per questa volta. Signore, abbiamo bisogno di voi, se no questo non ci pagano. Signorite, tutte quante femmine. Conoscete dove sta Zazà? Ma voglio sentire cantare, dove sta Zazà? Sentiamo, dove sta Zazà? Oh Madonna mia. Sentiamo, canta! Dobbiamo metterci una cosa più potente, che la canzone comunque degli anni 40, va, quindi un po' di ritmo, jazz, in italiano, dove sta Zazà? Mi piace. Allora facciamo così, maschietti, le donne e le signore fanno dove sta Zazà e il controcanto, i maschietti faranno questo accompagnamento all'americana però tutto in italiano. Allora, dove sta Zazà? Bellissimo, siamo pronti a danzare la cantata dei pastori, facciamo stasera. Allora, adesso siete pronti? Era una festa di San Gennaro, quanta gente per la vita, un Zazà, un cagnolino, me ne vado a segnare. Dada umpa, dada umpa, dada umpa, umpa. C'era una banda di pignatari che suonava il parassallo, il maestro Piedestallo ci faceva deliziare. Dada umpa, dada umpa. Dada umpa, umpa. Nel momento culminante del finale travolgente è giusto che saluta che s'accende semmai una Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, dove sta Zazà? Senza Isaia, vai Zazà, che ti ho perduto in me. Chiama Zazà, che m'ha perduto a me. Chiama
con la banda in testa. Tutto quanto è una za. Bisogna stare qua, bisogna stare qua, bisogna stare qua. Abbiamo sbagliato. Maestro, è stato lui. Ma poi io sapevo! Questo è un dramma, ma che faccio di sta qui? Maestro, avete sbagliato! Dove sta se un dramma? Immaginate quest'uomo in mezzo alla folla perde la moglie, ma chi l'ha vista non la trova più. Quindi è una cosa tragica, non vedi questa qui. Mi meraviglio di voi attori, un pubblico, vabbè, ma voi, maestro, l'interiore fuori da scimmia. Diamo il tono giusto del dramma di quest'uomo che arezza lui e che ha perso la moglie. Che dove sta Zazza, sciacqua da matà, Madonna, sciacqua da matà, dove sta Zazza, sciacqua da matà, senza i sai, sciacqua da matà, paga Zazza, e tutto chiaro guarda Zazza, che va pure tassa a me, bianco la tua, sciacqua da matà, sulla cima impressa, sciacqua da matà, bianco la tua, con la banda in testa, taverò,